Ragazzi, devo darvi una brutta notizia. Sono intollerante al lattosio. Purtroppo per molti di voi sarà un duro colpo. È vero, non ve l'ho mai detto, ma da oggi conoscete la verità. È diventato veramente complicato per me mangiare quando sono in giro. Ormai la provola e la mozzarella sono diventate le mie più grandi nemiche. Un giorno uscivamo sempre insieme, ma ora non le posso più guardare negli occhi, che se no mi cago subito addosso e devo correre nel bagno. E quindi, proprio per questo motivo, ho deciso di portarvi i migliori posti in cui mangiare a Napoli senza lattosio. Ovviamente si tratta di posti specializzati in questo e l'obiettivo del video sarà proprio quello di mostrarvi posti in cui fare bene colazione, pranzo, spuntino e cena senza lattosio. Quindi allacciate le cinture, signori, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e partiamo subito col primo posto. E quindi stamattina mi trovo qui a Via delle Repubbliche Marinare a Barra, sul corso praticamente, ragazzi, di San Giovanni, e sono alla pasticceria Tarallificio Biscottificio Esposito dal 1981 e come leggete è senza glutine e senza lattosio, quindi praticamente un laboratorio interamente specializzato a questa problematica alimentare che qualcuno di noi ha. Però come state vedendo qui c'è anche la sede praticamente del Tarallificio e del Biscottificio normale, mettiamola così, quindi diciamo per chi non ha questa problematica. Non sono solo, perché chiaramente quando si parla di cibo, ragazzi, non posso che chiamare lui il critico d'arte. Enzo sta qua alla telecamera. Enzo, questa è l'espressione del critico d'arte. Enzo, perché non rispondi? Enzo, stamattina ti sono venuto a praticamente tirare da dentro al letto per farti fare una signora colazione. Enzo, ancora dobbiamo assaggiare niente, già è uno spettacolo, Enzo. Link in descrizione, chiaramente. Adesso entriamo dentro, magari ci facciamo anche spiegare un attimo quello che hanno. Però già da come spiegano niente, abbiamo solo... Allora, a parte che non devono spiegare con te davanti, perché tu hai creato questo biscottificio e tarallificio. Sì. Quando, Enzo? Nel 1981. Perché lo creasti? L'ho creato perché stava mio zio, si mangiava sempre mozzarella. Allora ho avuto mozzarella. Talmente delle mozzarelle che mangiavo andava troppo in bagno. E allora ho detto c'è qualcosa che non va. Mi sono messo nel laboratorio una settimana e ho fatto la mozzarella senza lattosio. E da lì ho inventato il senza lattosio. Il problema è che hai creato anche l'intolleranza, quello è il problema. Sì, l'ho creato anch'io, sì. E mio zio gli facevo mangiare io le mozzarelle, capito? E quindi ho creato anche... A sfregio? Sì. Lo odiavi? Sì. Odio. Allora, critico, Sfogliatella, frolla, che esiste la frolla e la riccia. quale preferisci? Questa, la frolla. L'obiettivo di questo format, cioè di questo video, qual è? È portare con me persone non intolleranti al lattosio per farvi capire che... Mentre che mi hai rotto le palle, sto diventando anche intollerante al lattosio. che comunque non c'è differenza. Penso, poi non lo so, ditemelo voi. È una sfogliatella buona, buonissima. Ma se mi trovo a passare di qua, non trovo la scritta senza lattosio, mi piace sfogliatella, mi sa non ci fosse una differenza. Esatto, capito? cioè non te ne accorgi. No. Comunque è bellissimo perché dietro di te c'è scritto lactose free. Odio. Enzo, se vuoi un Voi non altro potete pezzo... capire questo quanto rompe le palle quando andiamo a mangiare da qualche parte. Allora, margherita, capricciosa, scusate, sono intollerante al lattosio. Ma Dio mio. Però vedi che lo capiscono le persone e cosa creano, cioè cosa crei i laboratori senza lattosio e anche senza glutine, tra l'altro, che è ancora più complicata come situazione. È molto buona. Che voto gli daresti? 8. Oh. Guardate il ripieno. È un signor voto, occhio. È buono. Buono. Veramente è buono. Tra l'altro, da come state vedendo da queste immagini, dalla vetrina, non ci sono soltanto pezzi dolci, ci sono anche pezzi salati come le pizzette. Guarda, se l'orario un po' più tardi, 9:30, 10, mi sarei mangiato una bella pizzetta. Io ho preso invece questo cornetto crema e amarena e ti dico la verità, è molto pesante, guarda. Sta bella crema ahí. Guardate qua. Vabbè, Io non l'avevo guarda vista. ripieno. Mamma, è un bel ripieno, bello gonfio. Andiamo. Tanta roba. Ma fa paura, Enzo, te lo giuro. Allora, Cazzo è Enzo? cioè quando faccio colazione, considerate che io faccio colazione con il cornetto vegano, perché i vegani, non per i cani, perché il vegano non beve il latte e quindi tutte le cose anche derivate non ci stanno. Quindi il cornetto vegano va bene, ma non ci sta niente là dentro, è vuoto, cioè praticamente soltanto pasta sfogli fuori. Ma signori, questo è proprio un panino. Che Cioè, bellissimo. a prima mattina tanta roba, ma voto altissimo, 8,5 9. Io non do il morso qua sopra, non esiste. Baffo di Super Allan qua sopra, non esiste. Vabbè, io lo do. Ma signori, ma onestamente, Molto buona la crema dentro. Però se devo scegliere, assaggia la sfogliatella. io non lo do il morso qua c'è la criticità. Vabbè, lo do.
Morso che ti avvolge subito, Occhio, bello. Non ci sono differenze, ragazzi. Sto mangiando da Dio, cioè sto facendo una bella colazione proprio. Vi dico la verità, mi ha fatto piacere fare questo video perché, a parte che sta quasi vicino a casa mia, quindi di passaggio, qualche mattina per fare qualche colazione, tipo sai quando devi partire per andare da qualche parte, passi qua, colazione top, bella, piena, gonfia e non ti senti male. Perché vi dico un'altra cosa, non so se ci siete passati pure voi, se mangiate il cornetto vegano vuoto, ok, se lo mangiate con frutti di bosco, all'amarena, al lampone, comunque con qualche frutto all'interno, mi fa male. Nonostante è vegano, da come state vedendo queste immagini, all'interno ci sono anche delle piccole torte, mi hanno spiegato che le fanno su richiesta anche più grandi. Dentro ovviamente ci stanno i biscotti, perché è un biscottificio, quindi approvato. Approvatissimo, dai. Veramente bello, voglio. Che bellezza. Quindi non è finita qua, perché abbiamo preso anche il cookie. Ma che dura? Subito. Buonissimo. Spettacolo. Mamma mia. Questo è bello. Ci stava spiegando il responsabile qui che ogni giorno ci sono delle richieste diverse e in base alle richieste lui prepara quella cosa. Lasagne, parmigiano. Mo' anche ti vorno qua. Cioè immagina tu all'improvviso non sei più intollerante al lattosio. No, devo esserlo per forza sempre. E ci stavano spiegando appunto che in questa zona c'è veramente tantissima richiesta di prodotti senza lattosio, perché secondo me qua le persone ce ne stanno veramente tante che sono senza lattosio e quindi ha deciso di aprire appunto questo piccolo laboratorio. Scelta veramente condivisibile, perché voglio, cioè Poi chi? voi non intolleranti non potete capire la rottura di coglioni ogni volta. No, Giova, tu rompi i coglioni. Chi è che rompe di più i coglioni? Tu! No, tu! Tu! No, perché voi volete mangiare tutto! Che bello. Noi no. Bello pure il cookie. O il culi. I culi. Meglio i culi. Beh, sì. I culi con lattosio, vero? Attenzione. Mentre per pranzi e spuntini pomeridiani il posto giusto che ho trovato per voi è... Wow! E senza glutine. Occhio signori, posti specializzati come quello che avete visto stamattina per la colazione, anche perché da come leggete qui senza glutine, senza lattosio, senza zucchero, vegano e low carb. Si parla molto di nutrizione in questo video e quindi non potevo che chiamare l'esperto biologo nutrizionale più forte di Napoli e dintorni. Biologo nutrizionista, però vabbè ci sta. Che ne pensi, Ale? Bellissimo posto, devo dire che non è facile trovare delle situazioni del genere. Poi ti volevo ringraziare che dopo un mese già è la seconda volta, no? Che vengono questi video. Bene, grazie Giovanni. Ale, come ti dicevo, praticamente siamo al supermercato per i senza lattosio, per i senza glutine. Guardate qui, praticamente c'è tutto. Quindi a partire dalla pasta, come vedete, senza glutine, questi qua del latte cecco, poi solo mais italiano, sempre pasta senza glutine. È molto fornito ed è qualcosa di veramente interessante, perché oggigiorno, nonostante le difficoltà con questa problematica, non è facile trovare dei posti che siano così ricchi di prodotti. Veramente bello. devo Esatto. dire. Tra l'altro non vi ho detto dove ci troviamo, ve lo faccio leggere qui. Via Appia Sud, che a Sant'Antimo. È un panificio, un alimentare. Come vi dicevo, qua praticamente bisogna fare la spesa, in pratica. Le gocce al caramello salato, Kinder cioccolato. Che ne pensi? Senza glutine, sta scritto qua dietro. Beh ragazzi, c'è proprio l'imbarazzo della scelta. Puoi fare colazione, puoi portarti le cose a casa, puoi pranzare, puoi cenare, puoi fare quello che vuoi tu. Ci sono anche i surgelati. Abbiamo le mozzarelle panate, bellissimo. Cotolette di pollo, le rosette, il gelato gluten free con latte fresco, i bastoncini, la pizza margherita senza lattosio surgelata. Ci sono anche i fritti, praticamente. Rosticceria. La lasagna di patate, Ale. Questa è la parte di cui ti parlavo. Come vedi, pasta fresca, piselli con involtini di carne, zucchine grigliate, melanzane grigliate, funghi, quindi anche contorni. L'imbarazzo della ovviamente. scelta, veramente. Pizzette di tutto. ogni tipo, saltimbocca, frittatina, salsiccia e friarielli, arancini, hot dog. Ma solo mangiaggio. Attenzione, una lingua di salsiccia, friarielli e mozzarella senza lattosio. Ragazzi, iniziamo col botto, diciamo. Oh, bellissima! Abbiamo anche altri 4 pezzi con palla di riso o arancino, crocchè e poi 2 frittatine. Quella classica e quella salsiccia e friarielli. Ti gioca, ti piace o friariello? Wow. La storia, bellissimo. Mamma mia. Quanto è bello quando posso mangiare una cosa che desidero senza chiedere se è senza E lattosio. senza farti il problema di avere qualche problema poi a casa dopo. Bravo. Wow. Comunque È la svolta. è di una bontà disarmante, cioè non ti sente nessuna differenza. Vero. Se fossi venuto qua senza sapere il contesto e mi dicevano è classica, ci avrei creduto, perché non c'è proprio differenza di sapore. La qualità poi dei friarielli, della salsiccia, cioè la qualità di tutti i prodotti è altissima. Come mangiamo tutte quante? Ma pure, ma penso che ce la mangiamo tutto qua. Guardate qui un olietto, voglio, la fa così, bella anzavata. Possiamo dire che per la gioia di chi è intollerante e chi è celiaco esistono posti del genere. E io ve li sto portando, quindi lasciate un bel mi piace ragazzi, Raccomando. perché mi sono comunque impegnato per la ricerca di questi posti e ve li ho portati in un unico video. Adesso spacchiamo la frittatina. Va. La apriamo. Olè. Mamma mia.
Vai giù. È Guardate qui. fila, è fila, È è fila. fila. Vediamo se fila anche in bocca. Mamma mia, Ale. Mamma mia. Sì, Giovanni. Guarda. Non è. Ma tutto a posto, Ale? Ma veramente, vero, va giù? Voi non sapete io quanto amo le frittatine. E quando sparisco, perché lo devo dire proprio in napoletano, quando vedo gli altri che se la mangiano, io non posso. Va giù. È buonissima, fa paura. Niente da dire, veramente. Complimenti. È una frittatina di altissima qualità, più buona di molte altre frittatine che ho mangiato. Non si sente differenza di niente anche in questo caso. È buonissima, approvatissima. Allora ragazzi, apriamo quest'altra, questa è quella là con salsicce e friarilli. Guardate che la consistenza Ind, va giù. Mamma mia. Ma poi è bello che le fanno belle piene, non è che ti dici, vabbè, non ci sta niente a Ind. E anche questa è. Clamorosa. Giovanni. È una crema in bocca. È crema di salsicce e friarilli. È una crema. La qualità dei friarelli l'abbiamo già provata prima, quindi. Guardate la valle ris con i piselli e il macinato di carne dentro, la salsa. Che odore. Tanta roba si vede. Bella gonfia pure questa qua, bella piena piena. Sì, Giovanni. Sto sognando, vai giù. Sto sognando. È un sogno. Vi faccio vedere anche il croquet. croquet. Ecco l'interno. Sono tutti poi ben farciti, ripieni, fatti bene proprio. Grazie per aver creato questo posto. C'è una cosa non buona. No, ma cioè, è tutto poi buono come, cioè, come se fosse, capito, normale, tra virgolette, normale, capito? Quindi col glutine, lattosio. C'è questa qua, panna prosciutta e mais, e poi c'è praticamente una piccola margherita. Bene. Ah, ma questo non l'abbiamo provato, Un uopo fritto. bravo. Ci sta sia il croquet e ci stanno anche poi le palle di riso. Ha detto è praticamente la versione di questo piatto in miniatura. Più piccolo, sì. La cannellata frittatina, piccolina piccolina. Bello. Secondo me il croquet pure è tanta roba, dai. No, voglio da provare, assolutamente. Il croquet. Wow. Allora vado prima con la russa. Il colore della pizzetta lo vedi, no? Che è un po', non lo so, diverso. L'impasto, L'impasto. perché senza glutine è un po' più marroncino. Mentre mangio ti faccio una domanda, visto che comunque è un dottore specializzato in nutrizione, pure per questo l'ho portato, ragazzi. Allora, ogni cosa ha il suo perché. Ci puoi spiegare se c'è una differenza pure a livello nutrizionale, energetico, calorico, se è senza lattosio l'alimento? A livello energetico e nutrizionale non cambia niente, le calorie sono pressoché le stesse, i valori nutrizionali sono pressoché gli stessi, cambia soltanto la cosa più importante che è la digeribilità. Capi, questo sono quelle pizzette di sfizio che tu ogni tanto dici, ma mi piace la pizzetta, e il Maples mai a pigliare. Poi panna prosciutta e mais era una pizza che prendevo sempre quando ero più piccolo, quando però non ero intollerante. Anche qua tanta roba, È una pizza che mi ricorda veramente l'infanzia. Si sente che l'impasto è senza glutine, però è buono in egual modo. Sì, ragazzi, ve l'ho detto che qui è anche tavola calda. E quindi ravioli, signori. Ma dove siamo, ragazzi? Paradiso. Ravioli, prosciutto e scamorzo. Wow. Sai però stungo un copacco di montagna quando hai fame e picnic e ti fermi dentro agli agriturismi a mangiare. Mi sento là sopra, mi sento sulle montagne, mo. Buonissimi. Guardate da vicino pure la cremina, ma pure la preparazione stessa del piatto. Bello. Voto? 8,5 9, fanno paura. Wow. Ha rispettato le tue aspettative? Assolutamente sì, ma poi è bello ripieno e ci sta quel fatto che quando dai il morso tipo scoppia. Esatto. Mamma mia, ma questo è sorprendente però. Felice ma distrutto. Mamma mia, ci mangiate con il mio porco, ma non è frita quale? Con l'insalata abbiamo finito, però il dolce l'hanno provato. C'è pure il dolce. Andate qua. Yeah. Allora ragazzi, vi voglio far vedere direttamente l'apertura di questo croissant. Anzi, ve lo faccio sentire, sentite? E che sfoglia, si vede, no? Si sente proprio. Apertura Goduriosa. di questo tipo, Ale. Maronna. Ma che sfoglia, ragazzi, guardate qua, è clamorosa. È imbottito, è pieno. La differenza con altre cose che ho assaggiato senza lattosio in altre parti che non sono specializzate come magari questa lo è che questo è proprio pieno. Si vede. Dove il salato e il dolce ci sta tutto. Livella tutto proprio. Che ne pensi, Ale? Prenderò un po' di pane o cioccolato. Ovviamente la mano stessa e la sfoglia pure. È clamorosa la sfoglia, Guardate quanti strati. deliziosa con la crema di nocciola. Bella, mamma mia, bella sta crema di nocciola. Tra l'altro ci hanno spiegato che come state vedendo qui dalla vetrina c'è qualsiasi tipo di dolce, a parte quelli che abbiamo fatto vedere ora che stiamo mangiando, ma biscotti di ogni tipo, le crostate, ci sono anche i babà e tanti altri dolci artigianali. Ora capisco perché il locale si chiama Wow. È l'espressione che fai quando te ne vai. Bravo. Wow.
E per la cena, ragazzi, ho scelto Mama Eat, che da come state leggendo qui fuori fa anche senza glutine e senza lattosio. In realtà io l'ho conosciuto proprio per questo motivo, perché sono specializzati a fare dei menù interamente dedicati ai senza glutine e senza lattosio. È stratestato da parte mia, ma non sono solo, anche in questa clip ho scelto un grande ospite. Antò? Gioà, mi sento un inglese perché sono che 4 e mezzo sto facendo la cena, però io ho seguito le tue indicazioni, non ho pranzato, quindi pasto unico, sparagniamo pure oggi. Perfetto. Gioà, prima cosa, l'acqua è buona e senza lattosio. Sì, senza lattosio. Bella fredda, ecco. Ah, mamma mia. Allora, leggiamo un po'. Tagliata di pollo, polpette al ragù, polpette al formaggio, parmigiana di melanzane, provola e contorno. I contorni ovviamente carciofola romana, patate al forno, friarielli, melanzane a funghetto, funghi trifolati, contorni dello chef, verdure grigliate e insalata verde. Il mama arancino alla genovese che sono 25 centimetri. Esatto, assurdo. Comunque un arancino di riso con carne alla genovese, parmigiano e besciamella, avvolto da croccante panatura artigianale. Buonissimo. Montanare, scugnizielli, frittura all'italiana, pollo fritto, mozzarelline, crocchè arancini classici che sono 5 pezzi, zeppoline, patate fritte, ovviamente anche le bruschette, sia classiche che miste, i vari taglieri, le focacce, il mama crocchè che anche questo è 25 cm. Standard. È uno standard italiano. La media italiana è 25 cm. L'Italia, voglio, è sempre un altro livello. Vabbè, poi chiaramente tutte le pizze, marinara, margherita, bufalina, pistacchiosa, Le classiche più... tortolana, fresca, rustica, siciliana, pomodorino, insalate se si sta a dieta, ma non credo che sia questo il video. Non penso, Gio. Ci sono anche i primi piatti. Andomai l'ho detto che qua si mangia. Erca, c'è pepe, la carbonara, gricia, quindi proprio il reparto romano. Poi torniamo a Napoli, a pasta e patana, a nerano, a carciofo, a siciliana, a lasagna, a genovese, a pasta e mamma, a bolognese, o scarparelli, o risotto. Antò? Gioait, questa è la montanara e questa è l'arancina. L'arancina, questa è una varca, un traghetto a me a ischia. Bellissimo, ti ho detto, poi bello dorato dorato, la nostra montanara con i pomodorini, bello addobbato. Ah, mamma mia, che bellezza che posso mangiarla. È una bomba. O no? Mamma mia. Bello, eh? Buono, Guardate buono. qui, signori, guardate. Con la melanzana a funghetto. Devo dire... Se vorresti diventare intollerante al lattosio. sì, per venire sempre qua a mangiare. Tanta roba, No, è buono, è buono. Formaggio fuso molto buono. Infatti volevo assaggiarlo In senso assoluto. assoluto. Ci sta. Saporito proprio. Poi super condito, no? Esatto, e poi è una concezione diversa del croquet. Il croquet solitamente lo mangiamo normale, soltanto che patana. E per chi può, con il latticino dentro, questo qua invece è condito con le melanzane a funghetto. È una bella particolarità. Una bella montanarina. Facciamo vedere la più vicino, ragazzi, un morso sotto e sotto. Cioè, onestamente è un prodotto normalissimo, nel senso che non te ne accorgi. Sicuramente chi non soffre di questa intolleranza e viene qua a mangiare e mangia queste cose, Cioè, non subisce niente, no. niente di diverso. Faccio anche a te un morso sotto e sotto. Poi nonostante le melanzane non siano di stagione, sono buone. Gio? Ah, mamma mia, Ti ragazzi. vedo contento, eh? Non sapete da quanto tempo aspettavo questo momento. Bufalina senza Sì, lattosio. Gio. Comunque veramente hai gli occhi a cuoricino. Giudica tu. Devo dire la verità, buono. Al pomodoro sopra, top. Buonissimo, sugo veramente top. Anzi, la mozzarella c'è, ovviamente magari i super esperti, chi ci lavora col prodotto se ne accorge che c'è qualcosa di diverso, cioè ne puoi accorgere forse sì, forse no, non Ti lo dico so. io in cosa, nella consistenza. Forse è una consistenza. Solo in quello. Però se devo dire che ha un brutto sapore oppure c'è un sapore che non continuerei a provare, a mangiare, no, cioè è buona pizza. È una Assolutamente. buona pizza che ti permette di mangiare. Dico sempre permette perché No, voglio, ma quello è un problema. Quando andate da una parte non la potete mangiare. Qua invece c'è il problema opposto. Non so quanta poterne mangiare. sì, Gio, Bella la parte piena di pomodoro. senza che risate si scopre che in realtà ci hanno passato tutto con lattosio. Dovresti fare delle collab continue, Gio. Dovresti essere proprio il testimone del senza lattosio. Portabandiera del senza lattosio. Eh sì. Capitelo locali, capitelo. Anzi, anche aziende in realtà. Come dice il Goat, non dormite in piedi. È una grande pizza, pistacchiosa. Anzi, una signora pizza. Pasta e patate in nerano. Quanto? C'è pure un bell'odore. Sì, poi figuratevi io. Tu già lo stavi Io assaggiando. sento l'odore da qua all'altra sede, diciamo. Guardate qui, già come si Sound. sente. Guardate un po' il suono. Bello, bello. Guarda qua. Ah, mamma mia, da qua, va, provalo. Buon appetito.
Mamma mia, quanto è buona questa pasta. Buono. Bello proprio. Una crema. Qua c'è anche l'aggiunta di, penso sia speck. Come guanciale. Sì, e forse sembra guanciale, però comunque di solito sulla Nerano, diciamo subito per gli esperti, non c'è. Però un piacere molto molto piacevole, possiamo dire. Quindi avvolgiamo il nastro. Ah. Ti consoli, stai in pace con te stesso dopo. Guardate qui, bello, pieno pieno, denso. Che bello è non dover dire a Chef Franco, però a me togliermelo da parte perché non me la posso mangiare troppo. È buonissima questo, veramente. Un bel piatto di pasta e patane. Change? Cambio, vai. Oh, sai che spingono tanto questi, Quello buono per carità, però questo spinge e spinge, come è buono. Ma tanta roba. Guardala come fila. Una pasta e patate fatta a mestiere e ovviamente, come stiamo dicendo, non si notano differenze. Che è la cosa principale, Sii sincero, Buona proprio. Basta proprio sta crema di zucchina. Non so scegliere tra le due. a me questo mi ha fatto un effetto Joie. potente. Sì. No, hai visto qua la giavari, guarda il cavolo. C'è tutto l'olietto, tutti gli ingredienti. Bello, pieno pieno. Oh, Paolo. Ma sto facendo il mare con me pire, sto facendo. E non è finita qua. E per chiudere in bellezza un Lo grandissimo scrigno. tiramisù. Questo è veramente il fiore all'occhiello, perché il dolce è proprio l'emblema del lattosio. Cioè, capi? Tu dici dolce. Infatti Giovanni pensa che forse non ti ho quasi mai visto mangiare il dolce. Eh sì. Antò? Prendiamo. Che starò poi. Buono, Succusulano. Bella, mamma mia. Cresciuto a terra. Ci voleva proprio. Cioè, chiudi in bellezza, È capito? godurioso, è godurioso. Ah, e poi in bocca, Mamma mia, penso veramente starò a digiuno per diverse ore. Per diversi giorni. Anche. Giovanni, vieni qui a mangiare tutti i giorni. Sì. Testimonial. Ma io sono l'unico che fa i video senza lattosio. Mo, se mi surri, l'ha fatto molto, ultimamente un video, sono tornato a mangiare lattosio. Vabbè, surria. Allora, sei padrone su molti argomenti. Con lattosio, però non ti compri. Cose Giovanni, lascio sul lattosio, compro un lattosio. Se vogliamo fare una collaborazione, c'è una collaborazione che parla del lattosio, io e Surri. La volete? Commentate sotto tutti i video di Surri, anche su TikTok. Fai un video senza lattosio con Super Allan. Cioè, È perfetto. wow. Quindi penso che si può concludere qui questo bellissimo contenuto Continua a mangiare. senza lattosio. È stato un bel viaggio tra colazione, pranzo e cena. 6666 mi piace, un video completamente con lattosio, Giovanni. Lo possiamo fare, però devono lasciare questo numero di mi piace. 6666, né uno di più né uno di meno. Quindi signori, spero vi sia piaciuto questo video. L'idea Veramente io penso che solo tu potevi fare questo video. Solo tu hai l'autorità per poterlo fare. Ripeto, io cioè, non è perché devo prendere una percentuale, perché è la verità. lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, consigliate altri video da fare ovviamente, sia di cibo che non, e noi ci vediamo in un prossimo video. E waiu! Ciao!